coordinare un pochino il dibattito che si svolgerà questa sera. Chiaramente passo la parola, diciamo, alla Presidente dell'Associazione Culturale Sardi di Toscana, che è l'associazione che ha promosso e ha fortemente voluto la presentazione di questo libro, che porterà un breve saluto. Buonasera a tutti, sono molto felice di poter presentare questo libro che ci ricorda un personaggio molto importante per la nostra isola e per tutta l'Italia, e in questo momento, come sapete, ci sono a 30 anni dalla sua morte molte commemorazioni e si parla molto di lui. Io, come vi ho detto all'inizio, questo è un periodo di sicuramente di commemorazione e di ricordo, cioè questo indubbiamente. Io peraltro anche l'altro giorno mi sono convinto ad andare a vedere il film, quello di Veltroni, quando c'era Berlinguer. Devo dire avevo un po' di titubanza, no? Ma non per il contenuto del film, perché quando si ripetono, no, alcune cose sicuramente fa un certo effetto, un po' perché siamo invecchiati, ma un po' perché si tira fuori anche elementi emotivi e di coinvolgimento che ci sono stati. Insomma, dentro vengono riprese tante cose a cui io in qualche tempo ho partecipato, cioè, quindi indubbiamente io vorrei partire proprio da questo libro e dalla scelta felice di queste testimonianze su Berlinguer, perché la Sardegna, in questo intreccio straordinario della storia che l'ha attraversata, è stata fra l'altro nella sua peculiarità per il Partito Comunista Italiano saliente, fondamentale. Io quando ho scorso e ho letto questo libro mi è venuto in mente quel discorso del 47 di Togliatti che proprio parlava Gramsci, la Sardegna, l'Italia. E Togliatti, parlando di Gramsci, dice: ma sardo fu Gramsci perché dalla conoscenza delle condizioni e dei dolori della sua terra, dalla conoscenza delle sofferenze del popolo che l'abita, venne a lui l'impulso a porre in modo nuovo, diverso, i problemi del rinnovamento non soltanto della vita della Sardegna, ma della vita e della struttura di tutta la società italiana. Sardo fu questo quindi l'impulso da cui esso partì. E mi sembra che valga anche per Berlinguer. Berlinguer, ormai naufraga in questo film di Veltroni, lo evidenzia, il libro parte da qui, i moti per il pane, la vicinanza con i primi gruppi operai, la presa di coscienza del riscatto. Berlinguer, io ricordo alcune discussioni anche in direzione, è sardo e dirigente nazionale, ma ci sono anche aspetti di sardismo, nel senso di come intendere il riscatto attraverso l'autonomia di tutta la vita. Il libro di Gesù è molto bello perché effettivamente attraverso le immagini e le testimonianze recupera una dimensione di cui si parla continuamente del Berlinguer, della famiglia di Sassari, eccetera, e fino a fare di Berlinguer una specie di icona, così, di personaggio quasi da fiaba. Ora, che cos'era la Sassari dove appunto è cresciuta questa classe politica di cui l'Italia si è parlato tanto, dove si uscita, eccetera. E là, lo scritto di Sassari nasce nel Novecento. Sassari era
città democratica è governata fin dal primo del Novecento dal Partito Repubblicano, è antipolitiana, si spostano continuamente progressisti e moderati, e il nome il nome Enrico ebbe un ruolo abbastanza importante da repubblicano in quella vicenda. Il nome però morì nel 1915, e negli ultimi anni non ebbe una grande attività politica perché aveva 8 figli e doveva lavorare, faceva lavorare, doveva lavorare. Questo tanto per sfatare la leggenda delle numerosissimi nobili aristocratici che facevano politica così perché non era niente da fare, la gente che lavorava e il nome dell'Isola era così. Dunque, alcuni accenni sono stati già fatti dagli oratori che mi hanno preceduto, però io credo che il modo migliore, la chiave per ripensare il personaggio di Berlinguer, la chiave più pertinente e più significativa anche con le inevitabili forzature della satira, ce l'ha dato quella pagina che forse qualcuno di voi ha presente, di Bovo sull'unità dopo il funerale di Berlinguer. È una doppia pagina che non vi sto a descrivere tutto. Ci sono la folla oceanica, eccetera, e c'è Bovo, il personaggio di Sergio Strani, che è in mezzo alla folla e che dice: che stronzo, che stronzo. Ancora, che stronzo, che stronzo. Il compromesso storico, Madonna mia se ci penso. Revisionista, venduto alla borghesia, venduto ai preti, e gli altri che commentano, e ancora voi in mezzo alla folla, che stronzo, che stupido. Poi gli altri e sulla nave, che casino anche allora. È un sbaglio, è un errore storico venduto agli americani, sempre buono. E le critiche a Mosca, sempre buono. La rivoluzione d'ottobre ha esaurito la sua carica propulsiva. E io, revisionista, traditore. E l'eurocomunismo, è la solidarietà nazionale, è l'alternativa democratica. E ogni volta io urlavo: Enrico, cambiamo strada, è tutto sbagliato, cambiamo strada, eccetera, eccetera. Poi alla fine un giornalista interroga una riflessione su Berlinguer e poco risponde: abbiamo perso un grande dirigente, grande perché? Soprattutto per una cosa, dice Bovo, non ha seguito mai i miei consigli. Secondo me, io quando ho letto avanti ieri, ad esempio, nel caso di Alghero, e prima di andare anche nel carcere di Alghero lo abbiamo presentato quasi in anteprima in un carcere nuovo che funziona da 7-8 mesi, un 41 bis, a camorristi e a mafiosi, occupato solo da camorristi e mafiosi, molti dei quali con fine pena mai. E devo dire che sia nel carcere di Alghero sia in quello dei camorristi e dei mafiosi, insomma, Berlinguer era conosciuto. Abbiamo poi portato in giro questo libro nei paesi e la cosa più bella è stato rivedere nella gente di una certa età, rivedere questo interesse per questo politico. E abbiamo scoperto, e questo ci ha fatto molto piacere, che non era stato dimenticato, contrariamente al partito che per 30 anni lo ha dimenticato. Per 30 anni Berlinguer è stato rimosso dalla politica italiana. Dopo 30 anni adesso ne riparliamo e scopriamo che molti sono berlingueriani, ci fa piacere e questo va bene. Ricordiamoci che erano apparsi diversi libri in questi 30 anni. Uno dei libri era intitolato Dimenticare Berlinguer. Era firmato da Miriam Maffai, giornalista di Repubblica, che ho avuto modo anche di conoscere, che era compagna di Paglietta. Quindi sarà bene sempre precisare che non c'è stata questa grande adulazione di quest'ultimo leader. Ed è bene invece precisare che dopo 30 anni ci accorgiamo che questo era davvero l'ultimo leader che ci sia stato nella politica italiana.